Fine Favara-Mazzara, 1-0 per il Favara, un 3 punti importanti, ci consente di superare la linea rossa dei play-out. Guarda, intanto come dicevo prima non dobbiamo guardare la classifica per adesso. Mi tengo questi 3 punti belli stretti, faccio un grande applauso a questa squadra ragazzi perché oggi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con chiunque e sinceramente oltre alla vittoria l'abbiamo pure meritata. Abbiamo fatto oltre al gol un paio di occasioni, un palo, una traversa, 2 o 3 palle, 2 o 3 ripartenze importanti dove non abbiamo saputo concretizzare, dove di fronte avevamo una signora squadra, ma siamo stati bravi a fare questa prestazione. In tribuna si diceva manca il secondo gol, si poteva fare? Ma guarda, le partite si possono vincere anche 1-0, come è successo oggi, sono sempre 3 punti, quindi alla fine mi tengo stretti questo 1-0 e guardo avanti perché ancora è troppo presto per guardare la classifica, ancora siamo alla prima del ritorno, però era importante cominciare bene e ci siamo riusciti, adesso già subito da martedì ci iniziamo a preparare per la prossima gara sperando di recuperare qualche altro ragazzo perché oggi sinceramente i ragazzi hanno strette denti, è da un mese che siamo sempre ogni domenica in emergenza. Spero che in questi giorni recuperiamo a qualcuno perché già so che Priolo ha scontato l'ultima giornata di squalifica ed è disponibile e poi pian piano aspettiamo gli altri.